E buongiorno a tutti, è mezzogiorno in punto, siamo pronti per inaugurare una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live, l'ultima della settimana, tra l'altro oggi siamo a venerdì. Salve da Cristina Ruffino, allora, ovviamente il venerdì c'è la nostra rubrica Letto e sottoscritto e come non chiamare il mio collega co-conduttore Giorgio Lupo che oggi mi sa si è trasferito in una nuova location perché non credo Sì, che tu sia in Italia, Giorgio. no, visto che mi sono Buongiorno. arrivate minacce da chi sta nei posti uggiosi dell'Italia, allora sono entrato dentro, però per ricordargli in qualche modo che il mare è vicino ce l'ho dietro. È tropicale, quindi non c'entra molto col mare siculo, ma a ogni Va modo, bene, insomma, va sappiate che bene. sono al chiuso, per cui Eh, poco da invidiare, almeno in questo momento. Nel pomeriggio sarò a mare comunque, questo ve lo dico. certo. Vabbè, guarda Giorgio, non avevamo dubbi. E Comunque, vabbè, certo. tutto sommato oggi giochiamo Oggi, ovviamente ad armi pari, dai. esatto, oggi non infierisco, ho deciso di non infierire. Bravo, sei diventato buono. Allora, Esatto, Giorgio, io tra l'altro dico subito a chi in questo momento ci sta già guardando ed è collegato con Io Compro Siciliano che oggi avremo veramente un'anteprima assoluta, grazie ai mhm, nostri ospiti, che ci hanno riservato una bella sorpresa e sì. quindi lo anticipo, non svegliamo niente ovviamente perché non spoileriamo nulla, tra poco ce lo diranno loro, ma di questo siamo veramente molto contenti e li ringraziamo. Quindi Giorgio, due ospiti Assu- anche oggi. Francoforte e Vincenzo Vizzini contemporaneamente perché sono coautori dell'Uranio di Mussolini di cui parleremo. Benvenuti, ben Ciao, arrivati. ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Buongiorno. Ciao a Cristina tutti. faceva riferimento a questo onore che comunque lo abbiamo apprezzato moltissimo perché questa è la prima uscita ufficiale sia pure sul web dell'Uranio di Mussolini in termini di presentazioni. Quindi, e non è un caso, tutt'altro. Intanto perché è ambientato in Sicilia e quindi in Io Compro Siciliano è proprio perfetto. E Sì. poi Mm. qua faccio un utilizzo privato delle cose pubbliche, mi prendo un paio di minuti in più rispetto a quello che faccio di solito perché le due persone che sono invitate oggi sono le persone a cui devo l'80%, a cui io devo e in qualche modo le colpe le addosso a loro eventualmente se scrivo male, devo l'80% delle cose che so fare nella scrittura, perché parto con un testo orribile editato da Franco 11 Adesso te anni lo fa. ricordi, te lo Cioè, ricordi, no, ma è stato bellissimo perché io sono andato a fare il viaggio fantoziano alla Mondadori con questa valigia carica di speranze e sono ritornato carico di bastonate, ma cioè proprio Che però fanno anche bene, però, fanno bastonate che benissimo. fanno bene, Tutte attenzione. salutari, tant'è vero che tornai con una consapevolezza che la scrittura creativa è una cosa ben diversa dallo scrivere i temi e quindi si deve imparare sperando poi di avere una fiammella di talento poi da alimentare, perché quella la natura te la deve un po' mettere. E insomma, quindi però non sono io l'ospite, gli ospiti sono loro. Franco, Sì, ma io dicevamo, vorrei sapere soltanto se anche Vincenzo Vizzini è stato bastonato da no, lo sa, Francoforte. questo Lui ha glielo chiediamo dopo, iniziato a però essere bastonato, poi è passato a fare il bastonatore. esatto, Esatto. e così E Giorgio, completo e la Giorgio ne sa presentazione di qualcosa. entrambi, perché mi hanno massacrato, sai, i bulli che massacrano in due. Prima ha cominciato Franco e poi ha continuato Vincenzo, perché poi ho fatto un corso di scrittura creativa con Vincenzo, di cui se abbiamo tempo parleremo alla fine dell'incontro, e lì ho raffinato ulteriormente quelle che sono le tecniche, insomma, per questo dico Di incassatore, sì, le tecniche di prima incassatore. di tutto di incassatore. Io dico che secondo me chi vuole scrivere oggi deve avere una grande umiltà e una grandissima autostima, Sì. che sono due cose Assolutamente. apparentemente contraddittorie, devono essere presenti entrambe. Le devi pigliare da tutte le parti, da quelli bravi, però poi devi credere, nonostante tutto, che ce la puoi fare. E E le devi quindi dare tra l'altro agli altri, no? Le no, io prendi e poi le no, dai di conseguenza. io per fortuna ancora non ho questo onere, quindi non le do a Ok, nessuno, ancora sono nella fase di chi apprende. ok. Allora, entriamo nel merito del romanzo che sarà il filo conduttore dell'incontro di oggi, L'Uranio di Mussolini, edito da Mondadori, una grandissima attesa, secondo me ben riposta. Vi dico subito, io non sono riuscito a leggerlo tutto, lo leggerò per il 21 quando ci incontreremo poi con all'interno di un altro contenitore, la Carrier Siculo,
ma non ho avuto proprio la possibilità di leggerlo tutto, ma mi sono fatto già una buona idea e comunque qualcosa ce la faremo poi raccontare ovviamente da loro. Partirei, se siete d'accordo, utilizzando come intervistatori dei personaggi molto particolari presenti sulla vostra quarta di copertina, che già di per sé la dice lunga sulla qualità del testo. Allora vi dico 3 nomi, Massimo Carlotto, Luca Crovi e Carlo Lucarelli. A qualunque lettore distratto di gialli, questi nomi fanno tremare le gambe e sono 3 endorsement convinti sul libro che non sono dovuti per contratto, ma è veramente evidentemente una stima e un'ammirazione rispetto a ciò che voi siete stati capaci di scrivere. Leggo ciò che ha scritto Massimo Carlotto e poi partiamo con i nostri ragionamenti. È facile oggi infilare Mussolini in una storia. È meno facile riuscire a scrivere qualcosa di originale che in qualche modo abbia a che fare con Mussolini e il ventennio fascista. In questo romanzo gli ingredienti ci sono tutti: il periodo storico, le ambientazioni, la trama ricca di intrighi e indagini complesse, ma soprattutto 2 protagonisti ben riusciti che non si dimenticano tanto facilmente. Allora, parla Massimo Carlotto. La domanda che vi faccio è: avete trattato un tema che, al di là che lui dica che è facile infilarlo, io ritengo che ovviamente ha sintetizzato e estremizzato il concetto, non è facile invece scegliere il punto di vista con cui trattare il ventennio fascista. La domanda che vi pongo è: quale approccio avete avuto nel descrivere personaggi come Benito Mussolini, che prende vita in alcune pagine del vostro testo e che vi avranno posto sicuramente a una difficoltà di lettura storica o non storica del personaggio, di una lettura ideologica o no? Quindi la domanda che vi faccio è questo, rispondete tranquillamente chi vuole rispondere, insomma. Aspetta, faccio la mia solita premessa sai, sono giornalista dentro e credo ancora nella regola delle 5W, no? Cioè, quindi spieghiamo un attimo alla gente esattamente cosa si tratta. Cioè, uscirà a luglio, ancora non è uscito, giusto, un romanzo mio di Vincenzo, pubblicato da Mondadori, nella colonna Omnibus Mondadori, che si intitola L'uranio di Mussolini. Ok, questa è la premessa fondamentale, che è fondamentalmente un giallo storico, perché è ambientato soprattutto per la stragrande parte nel Ragusano, intorno alla città di Ragusa e nei dintorni, nel 1934, quindi in pieno ventennio fascista. Ed è l'incontro-scontro tra 2 personaggi che ci siamo divertiti a costruire, ovviamente rifacendoci anche un po' a noi stessi, perché avviene un omicidio nel Ragusano e un commissario della Polizia Regia di Ragusa, che si chiama di cognome Ibla, per chi conosce Ragusa sa che Ibla è una parte, no, di Ragusa, abbiamo un po' giocato su questo, e di nome fa Vincenzo, guarda caso come Vincenzo Vizzini, che è ragusano. Inizia a indagare su questo omicidio, ma gli viene detto che deve arrivare, vista l'importanza del caso, la stranezza del caso, deve arrivare un funzionario del partito fascista direttamente inviato dalle alte sfere, sembrerebbe da Mussolini in persona, ed è un certo Franco Durante che arriva da Milano. E quindi Franco e Vincenzo si incontrano, scontrano, conoscono, picchiano, bastonano, ma poi diventano anche come dire, capaci di integrarsi come è giusto che sia quando si deve investigare sulla morte di qualcuno, ma soprattutto per un motivo, perché la vittima è un loro amico. Dopodiché però la suggestione vera è che questo libro è composto da 1000 trame che si intersecano l'una con l'altra, come un buon giallo deve saper fare, ma anche con un po' molto thriller, un po' di spy story, o comunque quella che era il primo profumo di spy story vista l'epoca, perché la suggestione vera su cui abbiamo ragionato, e che si rifà anche il titolo, è che Enrico Fermi in quel periodo promise a Benito Mussolini l'arma definitiva per rendere l'Italia la superpotenza mondiale. C'era solo un problema: per potergli dare quest'arma definitiva Fermi aveva bisogno di uranio,
E l'uranio si poteva prendere solo in alcune parti del mondo. Quella più semplice per Mussolini e per tutto il partito fascista di quel momento era il Chad, in Africa. E quindi siamo proprio nel periodo in cui viene preparata quella che era stata l'invasione in Etiopia, ma con una mira espansionistica per cercare di entrare nel Chad, prendere l'uranio da dare a Mussolini per fare questa famosa arma definitiva, che poi lo sappiamo cos'è, no? La proto-bomba atomica. Se non che questo omicidio scombina tutte le carte, e quindi Mussolini, partito, Enrico Fermi decidono di mandare qualcuno a capire se ci sono di mezzo chi, servizi segreti stranieri, la mafia, ma c'è la mafia da quelle parti, a Ragusa. Qualcuno dopo il prefetto Mori dice che in Sicilia la mafia nel 1934 non c'era. Allora, su questa cosa noi abbiamo giocato e abbiamo costruito poi un meccanismo molto complesso, devo dire, perché credo sia un giallo molto complesso. Io poi ho parlato personalmente, ovviamente, sono cari amici, sia Carlotto che Lucarelli che Crovi, e tutti e tre sono rimasti molto sorpresi da quanto le trame siano intricate, sembrano portare in alcune piste che poi diventano false, però in realtà sono vere, però danno vita a nuovi casi, e alla fine quanti casi veri ci sono in questo libro? Ce ne sono più di uno, ce ne sono 4 o 5. E allora ecco, questo è un po' il gioco che abbiamo fatto. Partiamo da uno spunto vero, politico, importante, che a me porta sempre una domanda inquietante che mi porta dentro: ma se l'uranio gliel'avessero dato davvero a Enrico Fermi e a Mussolini, che succedeva? Questa roba mi spaventa un po'. Però questa è la premessa da cui siamo partiti. Allora, quindi a questo punto, superata la premessa, io direi di fermarci soltanto per 15 secondi, c'è uno spot velocissimo. Siamo stati velocissimi? Sì. Allora, adesso quindi lasciamo la parola un po' a Vincenzo. Vincenzo, mi interessava farti un'altra domanda. Diciamo un po' in retroscena di ciò che si scrive, perché questo è quello che facciamo all'interno del contenitore di Io Compro Siciliano. Spesso trascendiamo un po' la trama per andare a cercare, a scovare punti di vista diversi. Ti chiedevo, Vincenzo, vorrei sapere, per te che sei cresciuto come scrittura grazie a Franco, quindi sicuramente ti puoi considerare un suo allievo, no? Non esagero nel dirlo. Certo. Che effetto fa avere fatto questo lungo percorso che poi ti ha portato a essere coautore con lui su un libro così di grandissima complessità e bellezza? Beh, allora, tutto nasce da quando mi sono presentato a uno dei suoi corsi di scrittura che venivano tenuti da Franco, adesso Franco è operatissimo, però venivano tenuti da Franco con una, come dire, caratteristica particolare, qualcosa che li distingueva dagli altri corsi. Non era il docente che ti cala la materia dall'alto e ti dice c'è tanto di questo, tanto di quello da aggiungere. No, Franco fa in modo che venga fuori quello che è il vero talento che hai, perché ti dà la tecnica e ti dà quei suggerimenti necessari a tirar fuori la tecnica e a metterla fuori e a costruire quello che poi sarà il tuo stile. Ma non solo quello, soprattutto ti insegna a ragionare da scrittore. È un modo di passare l'idea dello scrivere che è totalmente diverso da un manuale qualsiasi. C'è uno scambio continuo, c'è la bastonatura che è fatta sempre con tanta attenzione, con molta cura alla persona che è di fronte, e questa è una cosa che per me è stata basilare. Anche io sono passato come te attraverso delle bastonature pesanti, però pian piano sono arrivato a pubblicare, e quando Franco mi ha chiesto di collaborarlo nella Writers Magazine, che è una rivista specializzata per scrittori, cosa che in Italia manca, se non fosse stato per l'idea di Franco parecchi anni fa, 2004, giusto Franco? Se non ricordo male, è partito nel 2004, di partire con questa iniziativa che è molto diffusa in America, ma che da noi
non è molto conosciuta. Non solo io, ma tanti altri bravi scrittori italiani che adesso affollano gli scaffali delle librerie non ci sarebbero. Quindi una bella scuola, un bel percorso, perché scrittori si diventa, come dice il sottotitolo della Writers Magazine, sì. E questa frase, secondo me, in un mondo autoreferenziato e un po' autocelebrativo come quello della letteratura, è una chiave di volta un po' rivoluzionaria, che ha dato parecchi frutti positivi. Franco, ti dico ti aggiungo una cosa. Nel prossimo numero della Writers Magazine Italia, che uscirà a giugno, c'è un bellissimo articolo di Gian Leonardo che spiega quali sono tutti gli autori che poi sono diventati famosi uscendo dalla VMI, e ci sono dei nomi sorprendenti. Pazzesco. Per dire che insomma bisogna anche fare un po' di palestra quando si scrive, non è che nasciamo tutti Manzoni. C'è gente che crede di essere Manzoni reincarnato, manda la sua roba, sono idioti gli altri che non lo pubblicano. No, non è così, il mondo è un po' diverso. Bisogna darsi da fare, bisogna confrontarsi, prendere qualche bastonata, dimostrare di aver capito, la volta dopo hai il dolcetto, pian pianino cresci e impari. Cioè, se non si fa anche in scrittura un po' di gavetta, non si va da nessuna parte. E la Writers Magazine Italia, per esempio, è uno strumento, secondo me, importantissimo. Leggi degli altri, capisci cosa fanno gli altri e poi ti cimenti, ti metti alla prova. Assolutamente. C'è un rumore di sottofondo, in questo caso sono i cani di Cristina, mi sa. Non sono i miei uccellini. Non sono gli uccellini, i muratori vicino Franco. No, perché dovete sapere che loro sono buoni, ma hanno sentito un boato incredibile che non so da dove sia arrivato, però vabbè. Certo, va bene. Franco, a chi dei due è venuta l'idea originaria? La scintilla dell'idea, a chi dei due è venuta su questo libro? Noi poi ci siamo diventati amici anche, quindi non solo collaboratori, autori, eccetera, quindi ci siamo visti varie volte, io sono andato a trovare Vincenzo nella sua magnifica Villa Azzurra che lui ha a Ragusa, Marina di Ragusa, e credo sia partito tutto da me. Vincenzo conferma, un giorno in cui ero lì, che vedendo Ragusa, vedendo quei posti con lui che voleva scrivere, gli ho detto: ma insomma, qua c'è da farci una roba meravigliosa, con queste location, all'epoca poi sì, c'era Montalbano, però ti ricordi, non era ancora non era ancora per dire che ha una lunga storia questo libro. Sì, Montalbano c'era, ma non era così conosciuto, così famoso, e soprattutto i luoghi non si sapeva ancora bene che la Vigata di Montalbano si riferisse a certe zone del Ragusano, eccetera. E io gli dissi: ma secondo me qua c'è da fare una roba mica da ridere, una roba pazzesca, c'è da fare una storia fatta bene. Poi il giallo era, il genere che stava crescendo di più, in previsione si capiva che sarebbe stato un genere forte e potente, allora abbiamo cominciato a ragionare su cosa poter fare insieme, sempre con l'idea del siciliano e del milanese, no? E di poter capire se c'era la possibilità di fare qualcosa, anche perché tutti i giorni ci cimentavamo con le cose divertenti, goliardiche di noi milanesi che venivamo giù in Sicilia scoprendo delle robe, che io alle 7:30 ero già lì che avevo i crampi per la fame, ma prima delle 10 non arrivava nulla, e quindi queste robe qua sono belle, divertenti, e cominci a parlare. Poi quando arrivava la roba alle 10 di sera, a 1 di notte era ancora lì che sfornavano roba, sono quelle cose a cui non siamo abituati, no? E allora era divertente. Le granite, la brioche pucciata nella granita la mattina è stata un vero colpo di fulmine. È una scoperta epocale. Una scoperta epocale, capisci? Allora bisognava raccontarle queste cose, quindi un po' tutto partito da lì. Rispetto a questo, Franco, era una domanda che volevo farti. Dal punto di vista della riconoscibilità di quei luoghi, allora spieghiamo, Franco è milanese, ma ha una linea di sangue che lo porta in Sicilia, credo da parte dei nonni paterni o materni, non ricordo. I miei nonni paterni erano di Palermo. Perfetto, ma ancestralmente quanto hai riconosciuto della Sicilia scrivendo in Sicilia? Come ti sei trovato rispetto alle altre ambientazioni? Tu hai scritto... Allora, i miei nonni erano di Palermo, nati a Palermo, ma emigrati a Milano che erano bambini.
quindi stiamo parlando veramente di fine 800, inizio 1900, stiamo parlando. Sì. Quindi non è che ci fossero poi chissà quali contatti, però sicuramente poi delle cose restano, no? Per cui certi modi di dire, certe frasi, certe parole, certi gusti per certi alimenti che si mangiavano, voglio dire, si facevano portare dalla Sicilia delle cose, voglio dire, la cassata siciliana, quella palermitana, io la mangiavo spesso, perché arrivava da lì, e quindi ovviamente un po' di contatti ci sono, però è tutto un altro mondo, poi viverla, no? La Sicilia bisogna vivere, una terra che va vissuta per i luoghi, per le persone, per il sole, per l'acqua, per la terra, per tutto. E quindi è stato molto bello. Una curiosità che ti posso dire è che avendo lui questi ricordi, questi riporti palermitani, ogni tanto mi infilava delle parole in palermitano che io dovevo correggere, perché in realtà a Ragusa c'è un dialetto diverso. Sì. Quindi sai, quando lui mi diceva una parola, dico, ma perché hai usato questa? Ma perché non vuol dire, no, da noi vuol dire tutt'altro. Quindi, ci sono alcuni termini che hanno significati anche opposti o completamente diversi. È vero. Abbiamo un minutino, Giorgio, Sì, i nostri allora ospiti. chiudo con un arrivederci, nel senso che questo è, se vogliamo, l'antipasto, perché avremo il piacere di approfondire l'uranio di Mussolini durante il prossimo incontro della Kerli e il Siculo, che è un contenitore creato da Marica Campetti, la scrittrice Marica Campetti. Saremo insieme e avremo anche il suo punto di vista femminile nell'approfondire il testo. Avremo un'oretta insieme il 21 giugno alle 21:30. E poi Dulcis in Fundo saranno ospiti alla seconda edizione del Termini Book Festival, per cui non vedo l'ora di riaverli. E lì il libro ci sarà. Il libro ci sarà, per cui lo vedremo materialmente. Esatto. Non ci saranno le granite perché non è zona nostra, ma le arancine saranno a Iosa. Arancini! Però le olive io le ho portate. Le olive le porti tu, perfetto. Aspetta, vicina. Vai. Che buona. Allora, tra cassata, arancine, granita, io ho le papille gustative che grondano, per cui guarda, non solo tu. Qui. Ma te giri l'angolo e risolvi. Questo è vero. Grazie. Ricordiamo l'uscita del 6 luglio in tutte le librerie e sugli store. Fantastico. Okay. A prestissimo. Grazie a voi. Ciao. Grazie Francoforte, Vincenzo Vizzini, ospite oggi di Letto e Sottoscritto. Giorgio, ti presento una del... Guarda, vieni. No, vabbè, non vuol venire. Peccato, speriamo venerdì prossimo. Dai, non riesci a prenderla? Certo, io vedo le orecchie sulla tua sinistra. Però lei è una. Si vedono solo le orecchie. Sì. Te la faccio vedere? Ecco una. Ecco. Ma c'è anche l'altra, che tutta la puntata voleva venire in braccio in tutta la puntata. Adesso no. Va bene, Giorgio, noi ci vediamo venerdì, siamo di nuovo insieme. Assolutamente. Venerdì prossimo saremo con Diego Lama e Luca Di Gianleonardo, che tra l'altro è stato citato poco fa da Franco, un'altra bellissima puntata. Ok, quindi grazie. Appuntamento con te, Giorgio, a venerdì, appuntamento invece con me a lunedì per un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Buon weekend, ciao! Buon weekend, ciao.